Buon giovedì, ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV. Vi aspettavo perché, come vi ho anticipato ieri, quella di oggi è una puntata davvero interessante di più bio, perché assieme al nostro amico Sauro andiamo alla scoperta di tutti i segreti degli agrumi, dalle arance ai mandarini ai limoni al kumquat. Anzi, vi anticipo già, io l'ho assaggiato il kumquat, andate a vedere che faccia ho fatto. Ma per riprendermi, di sicuro, da quella faccia e dal sapore del kumquat, l'unica ricetta è quella di Katia. Allora forza, andiamo! Ben ritrovati da Casola Valsenio. Non ho specificato dal giardino delle piante officinali di Casola Valsenio perché in realtà oggi abbiamo una sezione distaccata, o meglio, siamo ospiti di Sauro che abbiamo imparato a conoscere durante tutte queste puntate ed è cuore e mente di questo giardino delle piante officinali. Ma dato che a casa sua, al lavoro non ne aveva abbastanza, ha ricreato, come una sorta di succursale del giardino delle piante officinali, qui, sempre a Casola, a pochi chilometri dal giardino. Non è un luogo aperto al pubblico, evidentemente, anche se dal mio punto di vista varrebbe la pena di essere visitato. Perché siamo qua? Perché oggi parliamo di agrumi e Sauro si candida a vincere il premio per i più belli aranci e limoni del pianeta Terra. Quindi, Sauro, mentre io mi mangio l'arancio del tuo albero e poi in diretta diciamo anche se è buono o no, e le mie facce tanto sono sempre quelle che rendono perfettamente l'idea, tu adesso ci sveli tutti i segreti di arancio limone e anche di una cosa piccolina di cui parleremo dopo, ma insomma non vi anticipo niente di più. A te il microfono, io mangio. Speriamo sia buona, sia gradevole. Questi sono delle piante di arancio, di limone, e sono piante molto apprezzate dal pubblico perché tutti quanti noi, il fatto che abitiamo in un'Italia settentrionale dove queste piante non possono crescere tranquillamente, non possiamo coltivarle in piena terra, ecco che siamo costretti a tenerle in dei vasi. Al sud queste sono bellissime, coltivate come alberi veri e propri. La bellezza di queste piante sicuramente dovuta al fatto che sono sempre verdi, nei mesi invernali sono ricoperti di questi frutti colorati, giallo di limoni, arancioni, degli aranci, ma in primavera ricoperti invece di fiori. Molte volte abbiamo due fioriture anche nell'arco dello stesso anno, fiori molto profumati. Quindi piante che tutti quanti apprezziamo per il loro impiego, il loro utilizzo, soprattutto alimentare, perché in tanti modi diversi di cucinare, nonché come frutto da mangiare così tal quale, è molto gradevole. Nelle varietà diverse, più asprigni, più dolci, ce ne sono di tanti cultivar, sia di arancio che di limone. Tanto la Deborah sta sperimentando se può essere buono o meno questo piccolo arancio. Un po' asprigno sarà sicuramente, No, è dolce. E finalmente. è dolce. Adesso è Sauro che mi passa il microfono perché io sono impegnatissima a mangiare. È buonissimo. Le arance di Sauro vincono il mio personalissimo premio. A me non piace tanto l'arancio, ma queste sono veramente buone. L'arancio, questa è una varietà rossa molto succosa, così almeno dovrebbe essere, anche dovrebbe essere abbastanza dolce, poi dipende molto dalla quantità di acqua che viene data alla pianta. Sono arance che ho ereditato quindi tanti anni fa e che con è una grossa responsabilità mantenerle perché chi aveva prima di me li ha, li ha seguiti abbastanza bene. Sono cresciuti enormemente, erano più piccolini e stanno ancora crescendo. Tant'è vero che quest'anno dovremo intervenire, non tanto con le potature, perché per mantenere una pianta del genere e farla fruttificare bene è importante non fare tagli troppo drastici, ma a volte servono tagli di ritorno e potature sui rami che possono contenere un poco lo sviluppo. L'intenzione era quella di, anziché fare dei tagli drastici, propagarle, e abbiamo parlato nelle volte scorse di propagazione agamica, quindi intervenire sulle rami, tipo rami come questi, che sono molto lunghi, sembrano quasi dei polloni, ma che contengono già dei frutti sopra, fare una piccola incisione e fare delle margotte. In questo modo, tagliando. Cosa sono le margotte? Le margotte non sono altro che un ramo o dei rami nuovi che radicano, quindi all'altezza di questi rami, facendo un'incisione, avvolgendo la zona incisa con del terriccio, della torba, un po' di sabbia, e fasciandola con un sacchetto, mettendo una bottiglietta o un vasetto attorno, tenendolo umido tutto il periodo estivo, riusciamo a fare mettere delle radici. E così nell'autunno successivo interverremo con le forbici e porteremo un taglio sotto alla zona radicata, quindi sotto al nostro vasetto, al nostro sacchettino, e avremo una piantina nuova con le radici, con i frutti, con i rami,
identica alla pianta madre, quindi sarà una nuova pianta molto precoce nella maturazione dei frutti perché continuerà a fruttificare senza nessun perdita di tempo e poi sarà già molto grande rispetto a una piantina che dovrà essere fatta da seme o da talea da altre specie. Quindi la margotta si fa nel mese primaverile, in maggio, giugno al più tardi, ma più spesso aprile e maggio si interviene, si fa una piccola incisione con un coltellino sulla corteccia e poi tutto si fascia, ripeto, con della torba della sabbia, un sacchettino di nylon e si tiene umido tutto il periodo estivo. Quando si vedono spuntare, se abbiamo messo un sacchetto, un vasetto trasparente, delle radichette, si vedono che girano attorno al nostro vasetto, al nostro sacchetto, vuol dire che il rametto ha radicato e può essere pronto per essere tagliato e diventare una pianta autonoma e indipendente. Quindi sia sul limone che anche sull'arancio, sui rami giovani come questi di qualche anno, 2 anni di vita, possiamo effettuare questa operazione, questo taglio, questa moltiplicazione per margotta. Andiamo così a ridurre lo sviluppo della pianta, ma non stimoliamo la proliferazione di polloni. I polloni non sono altro che delle ramificazioni, dei getti molto alti, lunghi, dove domina una gemma apicale e non c'è nessuna ramificazione e non porteranno a frutto fino a quando non andiamo a interrompere la gemma apicale. E così da una pianta del genere potremo ricavare altre 3, 4, 5 piantine o anche di più nuove. Ho purtroppo finito il mio arancio, adesso poi non so, nel corso della puntata magari assaggio qualcos'altro. Però, allora, noi a casa, sono moltissime le persone in Italia che hanno alberini a casa in vaso di limoni, di arance, piuttosto che di mandarini. Quali sono gli accorgimenti che dobbiamo usare per far crescere adesso? Non abbiamo la pretesa di farla crescere come quella di Sauro, però insomma ogni tanto un limone preso dall'albero, dal mio alberino, mi dà soddisfazione. Cosa dobbiamo fare? Il limone è soprattutto esigente di elementi nutritivi e un po' di acqua, quindi l'annaffiatura è fondamentale, soprattutto se pensiamo che queste piante debbano crescere in vaso. Questi vasi sono sicuramente molto grandi perché proporzionata anche in parte alle dimensioni della pianta e anche fondamentale un po' grande perché deve reggere il peso e non capovolgersi alla minima raffica di vento. Il terreno fondamentale è che sia concimato bene, quindi con sostanza organica, elementi nutritivi, terriccio, letame, insomma, che filtri piano in pianino nel terreno man mano che annaffiamo. Poi ogni tanto è importante, essendo una sempreverde, apportare anche fare una concimazione liquida o concimi inorganici, organici, quello che si trova a disposizione, che abbiamo a disposizione sul mercato. Periodicamente, una volta ogni 15-20 giorni, una volta al mese, si può dare un po' di questa concimazione mentre annaffiamo. Serve acqua, ma non troppa. Il famoso TQB, che è fondamentale e difficile da valutare, si fa sempre in funzione e relazione di quanto si asciuga il terreno, di quanto la pianta asporta e quando ci sono anche i frutti presenti la quantità di acqua è maggiore. Se andiamo a toccare qualche frutto, a stringere sia di limone che di arancia che sono qui, alcuni sentiamo più morbidi, altri un pochettino più duri, quando iniziano a ammorbidirsi molto, soprattutto nei mesi estivi, significa che la pianta ha sete, vuole acqua. Dobbiamo cercare quindi di non. Avrei detto il contrario. Avrei detto esattamente il contrario. Quando sono morbidi, allora ne abbiamo data troppa. No, invece. Spesso è proprio il contrario perché è la pianta che non trovando più acqua nel terreno, allora richiede l'acqua, se la riprende dai frutti che sono ben turgidi, ben ricchi. E quindi questo segnale, primo segnale, serve dare acqua. Però non bisogna eccedere, la troppa acqua porta a marciumi del terreno, marciumi della pianta, soffre, non avvengono, si va a togliere ossigeno al terreno, di conseguenza la pianta dopo inizia a appassire le foglie, a piegarle. Un altro segno della sofferenza idrica, tante volte quando non c'è il frutto, sono le foglie appena afflosciate, appena appassite. Sono piccoli segnali importanti da vedere, a volte si accartocciano un poco. Quindi l'acqua è fondamentale. Poi l'esposizione alla luce, cerchiamo di non tenere queste piante troppo all'ombra. Sicuramente meglio al sole, poi dipende un po' dalle dimensioni del vaso. Se abbiamo vasi di terracotta, il vaso di terracotta sarebbe migliore del vaso di plastica, dove è possibile, però non sempre, anche per ragioni di costo, è facile averli, quindi, o trovarli, poi sono pesanti, difficoltosi anche da spostare, quindi il vaso di plastica aiuta un pochettino. Sono molto pesanti, qualche strumento serve per spostarli. Il vaso di terracotta piccolo d'estate tante volte regge bene alle temperature, però quello di plastica va coperto, riparato, soprattutto se è un vasetto piccolino e se la pianta lascia molto scoperto il vaso. Questo serve perché se si scalda troppo il terreno, anche le radici non lavorano più, non crescono. E
e poi si limita dopo lo sviluppo e l'attività della pianta stessa, cioè sofferenza. Ti rirubo il microfono, Sauro. Ci sono delle differenze, degli accorgimenti particolari da prendere se vogliamo se vogliamo far crescere, diciamo, un alberino di limone piuttosto che uno di arancio, o sono più o meno le stesse cose? Sono molto simili. Certo, l'arancio da parte sua è un pochettino leggermente più delicato rispetto al limone. Il limone è più rustico, l'arancio soffre un pochino di più il freddo, lo manifesta subito a temperature basse, come il limone tante volte riusciamo a portarlo anche a 0 gradi, non ha problemi, -1, -2. L'arancio è un pochino più delicato, ma quello che ad entrambe le piante dà fastidio spesso sono i freddi molto umidi, le galaverne, ricevere freddo, le brinate ghiacciate con la foglia umida bagnata. Si anneriscono subito, si bruciano, cadono, è frequentissimo. La galavera poi porta proprio a bruciarsi completamente le E foglie. la pianta così muore o ha solo una sofferenza? È solo una sofferenza, la pianta riesce a ripartire, a vegetare, ovviamente per un po' di tempo sarà spoglia, priva di foglioline, poi si vedono che ripartono le prime gemme e si ringrossano. La foglia si annerirà dopo qualche settimana, non è così immediato subito, però inizia a manifestare i suoi primi disturbi, i primi sintomi di sofferenza, cadono le foglie, nell'arco di un mese si vedono tutte quante le foglie in terra, con la ripresa vegetativa che riprende a lavorare. Tante volte pensiamo, è successo questo arancio qualche anno fa, era completamente privo di foglie, aveva perso tutto, aveva subito una brinata, purtroppo non sono arrivati in tempo a ripararlo, era stato fuori come è adesso e a notte aveva ghiacciato, ma è ripartito pian pianino, ha avuto un anno solo le foglie, poi è iniziato a fiorire, l'anno dopo è nato a fruttificazione. Ecco, un'altra cosa, l'anno che fioriscono le piante, i frutti non ci saranno subito, ma tardano diversi mesi, lo vedremo nell'autunno successivo, addirittura la primavera successiva ancora. Ecco, io che sono una che ormai l'avete capito, lo sapete, non ne sa mezza, ho sempre pensato che gli agrumi diano i frutti in inverno, perché io mangio l'arancia in inverno e quindi per me l'agrume è dell'inverno. Poi lasciamo perdere che arrivano da mezzo mondo e non sempre dall'Italia. Ma quando è che ci sono i frutti delle arance e dei limoni? Possiamo raccogliere in tempi diversi. Del limone possono essere anche periodici, possono continuare la loro maturazione, la loro raccolta nel periodo primaverile e estivo, iniziano con l'autunno-inverno, e ci sono cultivar diverse che ci permettono di averle periodicamente. Ovviamente in un vaso la maturazione del frutto varia un pochettino e si fa scalare a seconda proprio della cultura, della varietà e di come noi l'abbiamo allevato, del tempo di fioritura che ha avuto la pianta. Gli aranci si concentrano soprattutto in questo periodo qui, durante l'inverno, quindi novembre, ma più dicembre, gennaio, febbraio, dove possiamo andare a raccogliere. E gli ultimi sono proprio questi, a marzo arriveranno sicuramente quelli più indietro, circa ad aprile, poi si andranno completamente a perdere e avremo la pianta con i fiorellini nuovi che inizieranno a vegetare. Allora, lasciamo il limoncello alla nostra meravigliosa Campania come regione e noi andiamo a preparare invece un liquore, un digestivo diverso che è una grumata. In questo caso andiamo a prendere del lime, andiamo a togliere la buccia. Mi raccomando, in tutti quanti i frutti, in tutti quanti gli agrumi, non mettete mai il bianco perché è amaro. Poi mettiamo dei limoni e, altra cosa fondamentale, mai prodotti del quali non conoscete la provenienza, quindi prodotti che non sono trattati. Poi andiamo a mettere un po' di scorza d'arancio. A me piace moltissimo, per dare un tocco di sapore in più, aggiungere anche la foglia dell'agrume. So che sono noiosa, però sempre non trattato, magari quello del vicino, si sa mai che magari è lì a portata di mano. Lo mettiamo in alcol a 95 gradi e andiamo a chiudere il nostro barattolo e lo dimentichiamo in cantina per circa 3 settimane. Allora, passate queste 3 settimane andremo a preparare uno sciroppo unendo acqua, semplicissima acqua normale, naturale, diciamo. Per chi non ha voglia di impazzire, di far bollire, preparare lo sciroppo, può utilizzare un'acqua bidistillata, che non è l'acqua distillata del ferro da stirare, è un'acqua distillata che la si trova in farmacia o nei negozi di enoteca, di enotecnica, pardon.
perché è un prodotto che si utilizza proprio per liquori, così non intorbidisce troppo ed è molto utile. Andiamo ad unire lo zucchero all'acqua, uniamo anche un po' di limone o lime e lo andiamo a fare bollire per una decina di minuti. Trascorso questo tempo andremo ad unirlo al nostro prodotto che, come possiamo ben vedere, passato il tempo ha preso un po' di colore. Facendo attenzione a non bruciarci, uniamo questo all'alcol e nuovamente torneremo a dimenticarcelo in cantina. Una volta trascorsi ancora almeno un paio di settimane potremo andare ad assaggiare il nostro prodotto finito. Meglio fresco, ma anche comunque a temperatura ambiente non è male. A questo punto però ognuno di voi può anche aromatizzarselo a piacere, inserendo un po' di menta, di basilico, mille altri piccoli sapori diversi proprio per rendere un prodotto più personale. Trascorso il tempo, a tutti quanti, salute con un buon limoncello. Anzi, un agrumino. E allora, noi quando parliamo di agrumi normalmente pensiamo ad arancio, limone, quando siamo un po' spinti pensiamo anche al pompelmo, quelli più estremi pensano al chinotto, d'accordo il mandarino, però io ho scoperto oggi che esiste una cosa che ha un nome per me impronunciabile, se venite assieme a noi adesso ve la facciamo vedere, è questo oggettino qui e io non so che cosa sia. Viene chiamato kumquat o mandarino giapponese, arancio cinese, nomi diversi. Ecco, ed è un incrocio anche questo qui fra un pompelmo e un pomelo. Sono piante ornamentali, decorative, ma anche alimentari. Assaggiare subito. Si può, cerchiamo un frutto Arancione. arancione, maturo, qua in mezzo, ecco quelli lì. E hanno una caratteristica questi frutticini piccoli, di essere mangiati interi, cioè non sbucciati, eccetera, si può addentare tranquillamente, però sono particolari perché la polpa interna è sempre un pochettino acidula, la buccia invece è molto molto dolce, c'è questo contrasto. Alcune varietà sono più asprigne e altre sono invece leggermente più dolci. Sono usati in alimentazione, sono impiegati... Scusate, no, però sta già ridendo Sauro. Io adesso lo mangio, Sauro, vado? Ok, voi, cioè, non è che faccio... No, sì? Provare. È particolare, è ricco di vitamina C, molto ricco di vitamina C, ma piuttosto asprigno, questa è un po' la caratteristica, ecco perché tutti quanti non si avvicinano a mangiarlo, ma è edule, è commestibile. Questa è l'espressione, il risultato del... Ci sono varietà diverse, ma alcuni non sono ancora pronti, maturi, sono leggermente più dolci, ma il dolce è dato proprio dalla buccia, da questa buccia gradevole che... Caro non mio, se una ne gradevolezza. Un'altra Datemi un arancia. cioccolato. Sì! Andiamo Un'altra di avanti, queste. scusate. E questa è un'altra piantina molto rustica, resistente, sopporta anche questa qui temperature fino al massimo allo 0 gradi e può diventare un bel albero, grande, rigoglioso, altre volte rimane più compatto, più piccolino. Si ricopre come gli aranci di frutti diversi, di colorazione sempre sul rossiccio. Vi sono varietà che hanno frutti molto allungati, sembrano quasi un pallone in miniatura da rugby, e altri sono perfettamente sferici, cilindri. Ripetici il nome? Kumquat. Kumquat.